far sentire l'intervento di Craxi al lo sa, dovevamo fare una trasmissione che durava fino a domani mattina, no, allora sicuramente, perché come vi dicevo durante la pubblicità, ovviamente molti punti non li abbiamo toccati, perché ovviamente è un tema delicato, però mi ha fatto molto piacere fare questa trasmissione, perché ho visto che le parti, ovviamente sia dalla parte dei palestinesi che dalla parte degli israeliani, la volontà per far pace almeno qui in studio c'è, speriamo ci sia anche in quel territorio che difficilmente magari accadrà. Quindi davvero io vi ringrazio tutti, perché è stata ovviamente, spero, una puntata interessante per i telespettatori da casa, ma soprattutto che sia stata anche una puntata che dia nel nostro piccolo un esempio che si può raggiungere con la volontà di tutti, come avete detto alcuni di voi, anche una vita più tranquilla e meno ricca di guerre come quella attuale. Quindi ringrazio davvero Paolo Benvenu, grazie di essere stato con noi, ringrazio Salim El Mohamed, grazie di essere stato con noi, grazie a Pietro Miani, grazie di essere stato con noi, grazie anche al professor Vincenzo Pace, grazie davvero a tutti, grazie anche alle persone collegate. Vedevo la Boaretto che parlava da sola, non so con chi parlava, era lì che parlava lì da solo, ha detto dello Zoom, parlavamo tra di noi. Ah, parlavate tra di voi, bene, quindi va bene, ringrazio allora Elisabetta Boaretto, grazie Elisabetta Maresio, grazie a Sandro Viterbo e grazie soprattutto a Ugo Volli che mi ha dato una mano per completare questa trasmissione. Davvero grazie a tutti di essere intervenuti in questa puntata molto delicata che credetemi l'avevo iniziata, l'avevo preparata con molta paura perché pensavo di non venirne a capo, invece spero di aver fatto sì che i nostri telespettatori abbiano capito qualcosa di più. Grazie anche a Dennis che ha collaborato con me per organizzare questa puntata, grazie davvero. Grazie anche da parte mia e grazie ovviamente come di consueto a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Ringrazio anche la regia con Marco e Luigi. Adesso noi lasciamo questa parte, la seconda parte, il primus inter pares, al prefetto di Padova, perché dopo 4 anni, un paio di mesi che ha lavorato, ieri sono andato a fargli un'intervista ovviamente esclusiva, un po' ripresa anche dai giornali e ovviamente è stata molto simpatica e questa sera ve la riproponiamo, quindi seguitela perché è davvero una puntata, un'intervista molto molto simpatica per una persona che ha lavorato molto bene nella città di Padova. Vi do appuntamento domani 12:15, l'informazione di TV7 Triveneta ai reporter. Buonanotte.